La maniera e le procedure migliori per insegnare una lingua, qualsiasi lingua, e non c'è il furlan ai più piccoli, ai frus, e è che di imparare, capire, ci vuole che loro imparino per adattare test, contenuti, procedure. Venga stai la maniera di insegnare la didattica a ciò che loro domandino a loro di bisogni dall'imparare le lingue. E noi sappiamo che i bisogni dei frus sono di doprare un'impresa di comunicazione per conoscere il mondo, per mettersi in contatto con gli altri, per giocare con gli altri frus. Dunque allora i materiali che potranno catturare la loro attenzione e il loro interesse, che sono le robe fondamentali, saranno giochi, canzoni, tiriteris, cantilenis, storie di contare. Venga stai doprare la lingua vive, non una lingua artificiale inventata nome per insegnare, per via che il processo dall'imparare al tacco di piccoli ma va in avanti. In questi quasi 40 anni, tal territorio, in provincia di Udine in particolare, ma anche in tante altre province, non è attaccate le esperienze dall'insegnamento, dal furlan delle scuole, in grazia di maestri ben formati, spassionati, che hanno lavorato e hanno anche messo ad un loro materiali di grande qualità, e sono saltate fuori delle esperienze che vengono anche pubblicate, tante era la bellezza e la qualità del lavoro che portavano. E anche questo con grande soddisfazione dai frus, per via che l'insegnamento non è stato ridotto a qualche piccola attività, ma è stato un'impresa insieme con gli altri per far crescere conoscendo l'ambiente, il territorio, presente la musica, l'arte, facendo giocare, facendo confrontare, perché le bravi maestri mettono sempre in relazione la lingua furlana con le altre lingue, la lingua italiana o le lingue foresti che vengono insegnate. Forse non si sa, ma sul territorio nostro hanno scuole dove si insegna la lingua furlana con la lingua italiana, con una o due lingue foresti. Venga stai una dimostrazione concreta che l'insegnamento di più lingue non lo impedisce, no? Di impararle bene. Anzi, si è il cervello, perché il motore che impara le lingue è il cervello. Ecco, il cervello ha imparato bene e con gli onde e con snait. Queste paure che i frus che imparano o che doprino a casa e a scuola una piccola lingua, queste impediscono di imparare un'altra, l'italiano in particolare, ma anche una lingua foreste migliore. Ecco, si è dimostrato, te pratiche, perché i specialisti lo avevano già detto e dimostrato ai loro esperimenti, te pratiche che alle calva quintri la realtà, che il frutto l'impare bene, i disaresca dall'esperienza di osservazione di tutti questi anni, i disaresca impare migliore, tutti dos o tre le lingue che impari. Se la fonde è un bravo insegnante che io guida da questo percorso che è nuovo che la scuola offre.